Chieti, Latina, Belluno, il capoluogo delle Dolomiti detiene un infelicissimo terzo posto a livello nazionale nella classifica delle città con la maggior dispersione idrica della rete acquedottistica. Nel bellunese infatti ben 7 litri di acqua su 10 non raggiungono l'utenza finale per la quale erano stati destinati, contro una media nazionale che si aggira attorno al 36% e veneta del 30%, una problematica onnipresente in una provincia dove ben 37 comuni su 61 registrano perdite per il 50% o più. Una parte di queste riguarda l'acqua che sgorga dalle fontane e per le quali sono già in programma dei regolatori di pressione per limitare lo spreco, ma la maggior parte rimane da attribuire ai ben 250 attuali punti di dispersione all'interno delle tubature provinciali. Purtroppo abbiamo questo primato e questo primato è dato dal fatto che abbiamo un sistema acquedottistico ammalorato che ha più di 40 anni mediamente. La domanda che può sorgere spontanea è perché non sono mai stati programmati interventi di manutenzione prima d'ora e la risposta si trova nel fatto che il territorio montano non ha quasi mai sofferto di carenze idriche ed è anzi sempre stato molto piovoso. Ad oggi, tuttavia, con le temperature da record e la quasi totale assenza di precipitazioni, si parla di emergenza idrica. Da quando è cambiato il clima, e non andiamo a discutere perché e per come, ma è chiaro che è cambiato, la città è diventata, la provincia è diventata siccitosa, di conseguenza è indispensabile procedere a una programmazione di interventi anche sul sistema acquedottistico. Al via dunque i lavori di manutenzione, l'obiettivo è quello di ridurre le perdite di almeno il 30% nei prossimi 10 anni, lavori dunque molto prolungati anche perché in provincia le tubature corrono per 3.300 km sottoterra e sono ripartite tra vari acquedotti progettati in modo indipendente gli uni dagli altri e che rendono l'operazione molto complessa. Dovremo riuscire a ridurre nell'arco di una decina di anni almeno del 30-35% queste perdite. Intervenendo poi anche sulle fontane dovremo dare un ulteriore aiuto. Dopodiché l'intervento sarà sui tubi e avverrà sulla base di una graduatoria da quelli che perdono di più a quelli che servono più utenze, a quelli che servono utenze più delicate come ospedali piuttosto che case di riposo, scuole eccetera, fino ad arrivare a cercare di chiudere il cerchio nell'arco di tempo più breve possibile.